Eccoci Francesca, tutto pronto qui allo Zini, sta per iniziare la partita, sentiamo cosa ne pensano i tifosi dell'Udinese che stanno tutti arrivando di corsa. Altri tifosi da San Vito, oggi Cremonese-Udinese, non è facile allo Zini. Sì, speriamo bene, siamo tantissimi e quindi insomma speriamo che con il nostro supporto si riesca a portare il risultato a casa. Beh, di sicuro voi farete la vostra parte, l'Udinese farà la sua, gioca Arslan al posto di Makengo. Assolutamente, e gioca anche Success e speriamo che segni. Udinese, cosa facciamo oggi? Vinciamo? Amico ha fatto un viaggio a vuoto? Quanto? Basta anche 1-0 al 90°, che sarei già contento. Oggi cosa fa l'Udinese? Speriamo in una bella vittoria, di riscattarci dalla sconfitta casalinga. Ci credi? Sì, abbastanza. Diciamo che noi alla fine abbiamo giocato bene, anche perdendo col Toro abbiamo giocato bene. Penso che se giochiamo come il solito possiamo vincere tranquillamente. Cosa dici? Non è facile oggi. Ma io sono fiducioso, speriamo bene, speriamo di riprenderci i punti che abbiamo lasciato domenica scorsa. E noi sono fiducioso, il sole, abbiamo anche il sole, una giornata splendida, speriamo di finire in bellezza. Sempre al seguito anche loro, qui a Cremona assieme a altri 2200, quasi 2300 tifosi. Come la vediamo oggi? Che sensazioni abbiamo? Dobbiamo essere più concreti perché siamo superiori, quindi almeno per tutto l'afflusso di gente dobbiamo cercare di vincere. Ma guarda, ho visto la prima partita che è andata male, io mi aspetto il riscatto immediato. Magari approcciarla bene, perché se la approcciamo male con questi non è il caso, quindi abbiamo 3 partite su 4 che ci rimangono, bisogna fare almeno 9 punti per arrivare a Napoli e giocarci il primato. Forza Udinese! Siete carichissimi voi e l'Udinese lo sarà altrettanto? Sempre ovunque. Oggi tanti la spingerete verso la vittoria. Sì, speriamo di portare i 3 punti. Senti, inizia Success in attacco, Arslan a sorpresa in mezzo. Quanto ci credi in questa squadra? Ci crediamo dall'A alla Z. E anche a Cremona da Milano, un pronostico prepartita, ci credi se sei venuto? Ma certo che ci credo, ma ci mancherebbe. Allora, oggi se non vinciamo 3-4-0 non sono contento. Almeno 3 gol di scarto, dai, sono positivissimo. Oggi ma non è facile con la Cremonese. Secondo me sì, invece oggi andremo fortissimo, andremo forte. So che gioca il Tolga titolare, giusto? Sì. Ecco, credo nella sua grinta, secondo me trascinerà la squadra. Sì, vinciamo 3-0. Gol di Beto, De Feo e forse 2 Beto. Convintissimo, cioè le sconfitte con Torino, Monza non hanno lasciato assolutamente scoria. Mi è dispiaciuta quella del Monza, che ha cambiato tutta la squadra, doveva mettere dentro 5 titolari e 5 riserve, allora si poteva vincere la partita. Beh, oggi non c'è problema, si vince. No, si vince. Si vince oggi e venerdì quello del Lecce. Un pronostico pre-partita, tutti felici, sorridenti e mi sembra anche convinti. Sì, siamo convintissimi e spero proprio che oggi portiamo la partita a casa. Mi auguro che De Feo faccia la solita grande partita e diciamo di divertirci e di passare una bella giornata insieme. Questa Cremonese che non ha mai vinto in casa, come la vediamo? Io ho visto la partita, quella contro la Sampdoria, sinceramente non l'ho vista neanche malissimo, sinceramente, meritava qualcosa di più, sinceramente. Però la forza dell'Udinese noi la conosciamo bene e quindi sono abbastanza fiducioso. Daniele, allora oggi andiamo là convinti, cosa facciamo? Ma oggi il clima è quello giusto, settore ospiti tutto esaurito, sarà un clima incandescente, speriamo quindi che la squadra risponda e che abbia lo stesso nostro spirito e che quindi porti a casa un grande risultato. Io ci credo. Beh, 2300 tifosi minimo, insomma, là tutti a spingere l'Udinese devono portarla a casa. Eh sì, c'è un entusiasmo che da anni che non si vedeva, anche noi abbiamo fatto 3 corriere, però ci siamo dovuti fermare per motivi organizzativi, ma le richieste continuavano ad arrivare. Speriamo di essere all'altezza, di dare un bel servizio e di far divertire anche te, Monica, che fortunatamente abbiamo la fortuna di appunto averti in trasferta con noi. Si torna in trasferta, quanta emozione? Tantissima, soprattutto per me che sono sola ed è veramente una grande emozione, però bisogna sempre dire forza Udinese.
Beh, soprattutto adesso che si guarda in alto e siamo in alto. Esatto, sì, perché anche lui era un tifosissimo dell'Udinese e quindi ci teneva che rifacessi l'abbonamento e che continuassi a seguire la squadra. Beh, la segui benissimo, oggi portiamo fortuna. Speriamo di sì, dai, ce la mettiamo se non altro, però ce la devono mettere anche loro naturalmente. Noi li sosteniamo, però loro ci devono mettere la grinta, per portare a casa i 3 punti soprattutto, perché è sempre bello andare a casa con una trasferta, sì, da una trasferta con i 3 punti. Monica Tosolini allora dall'esterno dello Zini a Cremona. Eccoci Francesca, questi sono i tifosi, però insomma come usciamo oggi? Usciamo un po' delusi, ho visto la squadra, a parte i gol sbagliati, ma ho visto un po' calata fisicamente nell'ultimo periodo. E speriamo che recuperi un po' le forze perché stavamo andando così bene. Speriamo, preoccupati i tifosi? No, dai, siamo fiduciosi. Però alla fine quel gol mangiato È stata... Esatto, peccato. Sarà per la prossima volta, siamo fiduciosi. Ma come si torna a Udine? Si torna contenti lo stesso, noi piuttosto che peggio, meglio piuttosto, no? Un punto e la verità. Si temeva. E comunque, al di là della delusione di crescita, non essere contenti di un pareggio fuori casa. Quindi per me è un passo avanti, è comunque un segno di maturità. Comunque avremo tempo per rifarlo. Abbiamo tempo per rifarlo. Tifosi, un Ale Udine, però aspettate un attimo. Ale Udine. Delusa un po', delusa. Sentiamo anche i tifosi che troviamo, eccoli qua, aspetta. Aldo, come esci dallo stadio oggi? Sei venuto fino a Cremona, ti aspettavi questo risultato, speravi di più? Speravo molto di più. Peccato che anche l'ultima dell'Epeu ci ha lasciato un po' con l'amaro in bocca, però cosa dobbiamo dire fare? Sì, preoccupati? La squadra ha mancato oggi, non so se la stanchezza, se è qualcosa che non va, non si arriva a capire, perché dalla Lazio a vedere le partite così siamo andati un po' fuori, c'è mancanza, non so, di stimolo, oppure non so, era forse il caldo, era qualcosa che non andava. E poi le occasioni, no? Le occasioni in Serie A bisogna sfruttarle. Esatto, bisognerà cercare di rifarsi subito. Grazie Aldo. Ne arrivano altri, eccoli qua, una vecchia per modo di dire conoscenza, Michele De Sabata. Ciao Michele. Che brutta giornata, era la giornata ideale per fare una bellissima festa e al 94esimo siamo rimasti davvero male. Perdoniamoli, Forza Udinese, continuiamo, però davvero usciamo con un rammarico incredibile, abbiamo giocato con l'ultima in classifica. Non è possibile pareggiare le partite in questo modo. Ci voleva più coraggio. Speriamo di rifarci presto. Sì, speriamo che riprendano la forma perché sono morti, sono cotti, parecchi di loro. Anche questa è una lettura. Grazie Michele. Aspetta che ci sono qua dei ragazzi con le bandiere, ragazzi. Come uscite dallo stadio? Un po' delusi, speravamo nel gol all'ultimo dell'Orfeo, però divertiti. Quindi non siete assolutamente preoccupati di questo calo in questo mese? Oddio, allora fa un po' paura, ma siamo comunque fiduciosi della squadra, assolutamente. Ci rifaremo presto. Assolutamente. Aspetta che c'è qualcuno qua, vieni qua Dimitri, c'è anche Dimitri qua. Ciao Monica. Dimitri. Senti, come esci dallo stadio? Un po' deluso, siamo un po' a corto di benzina, siamo fiappi, nelle 2 o 3 partite abbiamo perso un po' di lucidità sotto porta, anche dominando il primo tempo, oggi purtroppo non siamo riusciti a buttarla dentro e questo va a pesare sul finale. Quindi è solo un problema fisico, secondo te, di condizione? Sì, è un problema di condizione, sta finendo un po' la benzina. Hanno fatto questo grande exploit fino adesso e adesso piano piano stanno recuperando, scalando. Ma Speriamo che diano in questo finale, no? Prima dei mondiali. Si sperava che arrivassero in questa formazione, in questa situazione fino a novembre, però purtroppo sono calati fisicamente, ma ci sta nel gioco, dai, siamo già bene dove siamo e non possiamo lamentarci. Va bene, grazie, ciao. Aspetta che troviamo altri tifosi.
Giovani ragazzi. No, scappano tutti. Aspetta, Andrea, Andrea, vieni qua un attimo. Tu come sei? Come esci? Deluso anche te dalla faccia. Deluso, bisogna segnare, c'è poco da fare. Lasciamo stare l'ultimo gol che abbiamo perso all'ultimo minuto così, però bisognava segnare prima, c'è poco da fare. Ma c'è un problema di condizione secondo te? No, secondo me certe volte vogliono giocare troppo di fino, è bello anche il gol fatto di punta ogni tanto, quindi meno fraseggi e tirare più in porta. Concretezza. Perfetto, grazie ragazzi, venite qua. Ragazzi, ecco qua. Giovanni, senti, come uscite dallo stadio? Pareggio che ci sta stretto perché Deulofeu all'ultimo non può piazzarlo in quel modo. È mancato solo quel gol finale o la squadra in generale poteva fare di più? All'inizio secondo me potevamo concretizzare al meglio le prime occasioni e penso che in generale ci sia stata troppa leziosità, troppa superficialità. Quindi in generale prova secondo me da migliorare sicuramente. Comunque mi sembra che voi tifosi siete sempre fiduciosi, no? Assolutamente. L'inizio stagione è stato positivo, però dobbiamo continuare perché secondo me la squadra c'è, i giocatori ci sono e noi tifosi ci siamo, quindi l'anno può ancora andare e proseguire bene, diciamo. Magari già subito dalla prossima in casa con Lecce? Sì, può far bene secondo me, può continuare a far bene. Oggi ha avuto anche un po' di sfiga, hai giocato bene, a Cremonese ha giocato molto bene e ci ha un po' bloccati e secondo me è andata bene. Poi magari prossima giornata hai culo, se si può dire, e Deulofeu ti mette il pallone dentro e magari prossima giornata fai 3 punti. Dai, speriamo di rifarci presto. Ok, grazie. Aspetta che mi mancava lui, bianco-nero. No, perché sei proprio agghindato a dovere, però oggi niente da fare. Oggi niente da fare, ma non importa. Un punto c'è, non l'abbiamo persa e quindi adesso la vinciamo la prossima. Però non è bello dire non l'abbiamo persa, no? Eravamo abituati ad altro. Ma può sempre succedere. È un mese, cioè 2 pareggi, poi due sconfitte con quella di Coppa Italia, di nuovo pareggio. Ma comunque la stagione è lunga e non si basa su un mese che non ha rispettato le aspettative che c'erano, per cui fiducia massima in questa squadra. Fiducia massima assolutamente, sempre. Perfetto, grazie. Vediamo un po', ecco qua che escono ancora tifosi, eccoli qua. Allora, un commento finale. Lui fa il commento. Partita combattuta, difficile, complicata, un pareggio non è granché, però insomma dai, non va neanche male. Forte la Cremonese, non te l'aspettavi così? No, sinceramente è stata una partita più combattuta di quello che avrei pensato. Basta incrociare, basta incrociare. Non lo so se ha bisogno di cura ricostituente, certo che non si esprime più come all'inizio del campionato dove giocava molto in velocità e soprattutto insomma, pressavano molto forte davanti, mettevano in difficoltà le squadre. Adesso c'è questo calo, sarà anche fisiologico, non so se magari è la preparazione che hanno fatto all'inizio campionato in questo momento sta perdendo un po' di effetto, però insomma speriamo si riprendano presto perché adesso è il momento di rifare punti, soprattutto con le squadre che incontreremo in questo periodo. Sì, già prima della sosta per i mondiali, no? Chiaramente sì, al di là di Napoli, però insomma dobbiamo fare, cioè se non facciamo punti adesso anche per dare continuità a quello che si è fatto fino in questo bellissimo campionato che è stato fatto fino a 2 settimane fa. Si è vista un'unica squadra in campo, l'Udinese, che però ha giocato contro se stessa, nel senso che non ha mai finalizzato bene quello che di buono costruiva. Un peccato perché sarebbero stati 3 ottimi punti. L'ultimo tiro, non lo so, una persona che vuole essere vincente, quel tiro lì lo deve mettere dentro. Ma è tutto lì, cioè tutto quello il male, quell'ultimo tiro o insomma? No, allora, dico pure, c'è stata un'unica squadra e l'Udinese ha anche giocato abbastanza bene. Ha pasticciato però, ha giocato contro se stessa. Troppe finezze, troppi tocchi palleggi laterali, non c'è stata una concretizzazione di questo gioco. Sotto porta, quando siamo davanti al portiere, purtroppo esitiamo e non riusciamo a concretizzare.
Dobbiamo invertire subito la rotta. Insomma, le basi per fare bene ci sono. Bisogna crederci di più e soprattutto finalizzare, essere concreti. Bisogna essere concreti. Ma l'Europa è ancora lì per noi o no? Allora c'era un grandissimo allenatore che diceva "Stink al mus". Allora, abbiamo tutto il tempo per poter far bene, però insomma per andare nelle prime 7 bisogna guadagnare punti, bisogna fare punti. Un po' deludente, mi aspettavo un risultato migliore, ma vabbè, insomma, una giornata storta, ci può stare. Solo giornata storta? Sì, è una giornata storta. La prossima andrà meglio, dai, ci crediamo. L'Europa è sempre lì. Sì, è sempre lì. I miei occhiali un po' meno. Un po' triste perché io ci credevo nella vittoria, dispiace uscire fuori casa e pareggiare contro la Cremonese, però la fame è tanta, noi abbiamo voglia di vincere ancora, provare l'Europa e forse Udin. Sì. Quindi ci rifacciamo con Lecce e Spezia. Sì, assolutamente, bisogna provarci, bisogna. E poi ce la giochiamo col Napoli allora. Con Napoli è difficile, però ci possiamo provare, bisogna sempre provarci, no? Oggi è stata una giornata abbastanza calma, deludente secondo me. Eravamo fermi perché con l'Udinese che si vedeva negli ultimi tempi non era questo Udinese secondo me. Non abbiamo avuto la grinta che avevamo 3 settimane fa. Non concludevamo, cioè non siamo riusciti a concludere, arrivavamo fino alla porta, poi ci fermavamo lì. Purtroppo, come qualcuno che mi ha detto, siamo scesi dal piedistallo, giusto Andrea? E vabbè, dai. Ci torneremo a salire su quel piedistallo o no? Speriamo di sì, ma io dico sempre siamo a meno 18, quello è l'importante. Noi puntiamo a salvarci e dopo il resto, quello che viene, tutto di buono. Diciamo che poteva andare anche un po' meglio, però vabbè, prendiamo quello che viene, giusto? Sì, direi che tocca, no? Però stamattina le speranze erano altre. Sì, lo spirito era diverso, però non dipende da noi più che fare il tifo non possiamo fare. Comunque, vabbè, diciamo che per la squadra che abbiamo affrontato le aspettative erano diverse. Torniamo a casa con un punto, nonostante le occasioni che abbiamo creato, nonostante il gioco che abbiamo creato. Speravo, visto anche tutto quello che abbiamo portato, tutto l'entusiasmo che abbiamo dato oggi, di un risultato differente. Abbiamo fatto un punto, mi aspettavo di più dalla squadra, dal risultato, però va bene, dai, è andata così e aspettiamo un punteggio e un risultato migliore già dalla prossima partita, già dalla prossima trasferta, che comunque stiamo già organizzando, che vogliamo portare persone anche alla Spezia, vogliamo portare comunque già la nostra presenza anche se di martedì sera, ma vogliamo esserci sempre comunque. Daniele, senti, fine giornata, ti vedo col sorriso, sarebbe potuto essere più smagliante se... Ma è un sorriso di circostanza, l'amarezza è tanta perché abbiamo visto una grande squadra al primo tempo, ci aspettavamo un risultato diverso e ci accontentiamo, diciamo così, del pareggio, ma volevamo molto di più, soprattutto per quello che abbiamo visto nei primi 45 minuti. Soprattutto per quello che si è visto nella prima parte, nelle altre partite del campionato. Sì, esatto. Si è un po' tristi per quello, sembra che comunque si sia rotto qualcosa, speriamo non sia così, speriamo di riprenderci già venerdì e poi alla Spezia, che noi abbiamo già la trasferta in programma e quindi speriamo di avere tanta gente al seguito anche martedì 8 novembre.